T. Questi T. Il campanile lo troviamo quasi simile, però quello di Santa Sofia di San Vero Milise a, come si chiama? Ma qui c'è una chiesa, cioè questo campanile credo che sia della fine dell'800. Abbiamo una cuspide che ricorda i tetti cioè le cuspidi a cipolla. Ecco, a Cipolla e a Santa Sofia. Con l'esempio più bello Oristano. a Oristano, nella cattedrale di Oristano. La cattedrale di Oristano, sì. La cattedrale di Oristano, vedi che ci sono a squame, c'è un tetto in ceramica a squame con questi angoli rinforzati in tracchite rossa, addirittura ci sono anche una specie di archetti pensili. Comunque vedo che la chiesa all'esterno non è la stessa che si potrebbe indovinare all'interno, No, per quelle perché, caratteristiche assolutamente, perché l'interno era una chiesa gotico-aragonese che è stata modificata nel 600, nel 700. Infatti molti degli archi acuti sono stati tagliati per essere sostituiti con archi a tutto sesto. Adesso nel recente restauro di 10 anni fa hanno messo in evidenza le parti integre, le parti che sono rimaste, ma si legge benissimo l'arco a sesto acuto tagliato per far posto ad un arco a tutto sesto, che in questo momento hanno nuovamente eliminato per ritornare all'antico. Invece la facciata è rimasta così com'era, come è stata modificata. Dentro questo è a 3 navate, all'esterno invece sembra un'unica navata, ha un portale con architrave classicheggiante, una copertura a timpano, sull'architrave addirittura ci sono i dentelli tipici del neoclassicismo, per cui fuori c'è una serie di contaminazioni che denunciano il fatto che sia una facciata e un campanile della fine dell'800, quando c'era uno stile romantico, quando si riportavano gli stili antichi all'attualità. Ricordo a tutti i telespettatori di Radio Giostra che siamo nella chiesa di San Teodoro e si sta festeggiando la festa di Santa Maria Maddalena a Paoli Lattino. Una festa che vede una grande partecipazione di folla locale. Siamo di fronte a una chiesa che periodo è la chiesa? La chiesa all'interno, cioè la chiesa è nata come chiesa gotica aragonese e ci sono all'interno dei bellissimi costoloni, degli archi a sesto acuto tipici dell'architettura catalana, che è stata poi rimaneggiata e che adesso con i recenti restauri hanno rimesso in luce le parti gotiche antiche. Sulla facciata invece non è stata toccata, sembra una facciata della fine dell'Ottocento, così come il campanile, con questi rinforzi agli angolari. La porta? La porta invece è neoclassica, abbiamo un timpano con i dentelli. Ma sembra aggiunta quasi dopo il timpano rispetto alla porta centrale. No, tutta la porta insieme al timpano è un unico organismo architettonico.